Allora le contrade sono Bianello e Montevecchio. Sale l'attenzione, quindi gente, forte con l'applauso, rullo di piedi, di mani e di voce. Maestro di campo, a voi. Pronti? Via! La forza, eccoli! Guardate! Come scendono! È brutale! Arrivano! Io non saprei dire chi è! Scendono, si buttano giù, si spingono! È una lotta cruenta, non ci sono più le maglie che vanno! Chi scende ormai non è più male! Attenzione! Attenzione! All'ultimo momento, guardate! 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 Bianello! Bianello! Io, Gherardo di Canossa, primo Araldo e banditore, capo della corte di Bianello, ho il privilegio di annunciare ai nostri augusti sovrani e alle intelligenti tutte che quest'anno del Signore 1111 la fierissima contrada di Bianello, guidata dall'invincibile capitano, che è il capitano Nero, dal suo grande capitano, ha conquistato la vittoria assoluta, conquistando il ponte delle Quattro Castelle, aggiudicandosi il palio per l'intera durata di un anno. Eccoli! Rullo di piedi, di mani e di voce. Ora c'è la consegna ufficiale del